quasi. L'azienda è Baglio dei Fenicotteri. Ci troviamo nel sud-est della Sicilia, tra Pachino e Noto. È un'azienda a conduzione familiare, abbiamo 20 ettari e produciamo tutto in biologico. Questo perché è una scelta aziendale, perché l'attaccamento al territorio vogliamo che si dimostri attraverso un'attenzione verso il passato, un'attenzione al presente e quindi al territorio che abbiamo e rivolgerci al futuro attraverso la scelta di moderne tecnologie sia per la produzione del vino che per la produzione dell'olio. I nostri prodotti appunto sono olio e vino biologico, abbiamo scelto cultivar tipiche della nostra zona, quindi Nero d'Avola, Insolia e Moscato di Noto per quanto riguarda i vini, e Verdesa, Tondéblé e Moresca per quanto riguarda gli oli. L'azienda Salemipina oggi è presente al Salone Internazionale edizione 2014 del SIGEP qui a Rimini. Stiamo presentando la nuova linea di sughi a base di ciliegino, prodotti direttamente in azienda. Parliamo di pomodoro ciliegino pachino con una piccola quantità di basilico fresco e olio extravergine di oliva. Tutti i nostri prodotti, come potete vedere, sono di altissima qualità e tutti in olio extravergine di oliva. Oggi ci vantiamo di essere una delle aziende a produrre questa salsa d'agricoltura bio, grazie sempre alla nostra azienda agricola certificata d'agricoltura biologica. Buongiorno, sono il direttore commerciale dell'azienda cooperativa Bufalata di Marsala. Siamo 250 soci e siamo venuti in fiera a presentare i nostri prodotti. In linea di massima, siccome il prodotto principe per noi è la fragolina di bosco, siamo proprio qua a far conoscere meglio questo articolo e per la prima volta stiamo venendo con la granita di fragolina di bosco, che è preparata da noi con il sistema un po' tradizionale nella sua formula di frutta, soprattutto frutta e zucchero e acidificazione con limone. Stiamo riscontrando un grande successo, piace a tutti e quindi speriamo che nel futuro riusciamo anche a piazzare, soprattutto per noi questo è il prodotto per fare questo tipo di granita, è prodotto congelato, perché noi lavoriamo sia col fresco che col congelato. Però il prodotto congelato che siccome il prodotto fresco lo produciamo da settembre a maggio, mese estivi non produciamo prodotto fresco perché da noi il clima è abbastanza caldo, allora siamo presenti con il prodotto congelato, il che può essere un'arma vincente perché i nostri produttori ne possono trarre vantaggio e beneficio. Ringraziamo anche la Regione Sicilia che ci ha dato questa possibilità di essere qui presente a questa magnifica fiera, che c'è un bel movimento, un buon numero di pubblico e soprattutto i nostri prodotti sono accettati e ci stanno facendo un sacco di complimenti. Mi chiamo Ciro Minceli, sono di Burgio, provincia di Agrigento, Sicilia. Rappresento una nuova realtà siciliana che è l'elicicoltura, che è un settore che ho iniziato quasi un anno fa e allevo e vendo lumache da gastronomia. Sono lumache generalmente conosciute principalmente in Sicilia e allevo una qualità che sarebbe la Müller e la Maxima. Ho iniziato a partecipare a delle fiere, ho partecipato all'evento di Etnapolis di Catania a novembre del 2013, ora stiamo partecipando alla prima fiera internazionale di Rex in contemporanea con SIGEP e speriamo in futuro di partecipare ad altre fiere internazionali per far conoscere le caratteristiche organolettiche di questo prodotto, perché è un prodotto a basso contenuto di grassi. Inoltre è molto affascinato dalle industrie farmaceutiche perché viene principalmente ricercato questo mollusco per l'elicina, che sarebbe la bava di lumaca, per produrre poi dei farmaci per favorire il lifting, per la produzione di sciroppi per i bambini contro la bronchite. E poi questa elicina contiene il collagene e favorisce anche una rapida cicatrizzazione delle ferite.
quindi un prodotto che a 360 gradi può essere utilizzato dalla farmacia alla cosmesi fino all'alimentazione per il basso contenuto di grassi. Sono Aldo Natoli, sono il presidente della Italiana Caper Sud, un'azienda che da 33 anni si occupa di capperi nelle isole Eolie, in particolare nell'isola di Lipari. La nostra azienda coltiva, confeziona e commercializza i capperi, che sono ben noti nel mondo perché sono di una qualità superiore per un terreno ed un clima propizi. La nostra proposta è di capperi al sale, di capperi all'aceto, di capperi in salamoia e del frutto del cappero che si usano per gli aperitivi e per gli antipasti. La nostra azienda è in grado di fornire capperi sia biologici che convenzionali. Quelli biologici sono certificati dalla ICEA. Spediamo in tutto il mondo, siamo organizzati con attrezzature tecnologicamente avanzate, abbiamo un nuovo stabilimento realizzato da pochi anni a Lipari, siamo in condizione di fornire durante tutto l'anno qualunque quantitativo che il cliente richiede.